Il clandestino Milano nasce all'interno della Maison Moschino il 25 febbraio del 2010 per volontà della famiglia Ugolini, e per questa volontà ho organizzato la cucina del clandestino di Portonovo in versione metropolitana, quindi immancabile ogni anno un tema nuovo del crudo, quindi siamo partiti qui col sushi a colori e a ottobre è arrivato il sushi figlio dei fiori, quindi la ricciola con la salsa di porro e la viola, per arrivare al baccalà con la rosa, quindi l'abbinamento del pesce che tra virgolette puzza con il fiore più profumato. Il baccalà prende un sapore molto più elegante e delicato con l'utilizzo delle rose fresche oppure di alcuni boccioli di rosa messi in infusione con altri ingredienti. L'anatra che è presente nel menù del clandestino, oltre che avere una cottura a bassa temperatura per 12 ore a 63 gradi, poi in padella avviene una sorta di miracolo, la pelle diventa croccante, dorata e abbinata a un caramello all'aceto di lamponi, quindi a questa sorta di laccatura diventa veramente un piatto molto prelibato. Poi c'è una catalana, tra una catalana e una panzanella con le pannocchie, e una serie di dolci abbastanza particolari dove la gianduia incontra la mozzarella con del sedano rapa croccante e una spuma di Nutella e zenzero, un gelato al pepe di Szechuan e una sorta di orto animato con una terra al cioccolato, delle carote, del sedano e tutta una serie di ingredienti che fanno iniziare il dolce con un gusto e lo fanno finire con un altro. È stato molto coinvolgente questo progetto, soprattutto per dialogare con i designer della moda e portare ogni oggetto di cibo che fa il verso a oggetti di moda, quindi le grucce in cucina per attaccare i mestoli, il secchiello del ghiaccio che diventa una borsetta, la scatola di scarpe che diventa il contenitore della colazione, quindi un percorso tra il dolce e il salato fatto su misura dove ogni cliente può aprire e scoprire un mondo veramente nuovo. Anche per quello che riguarda il room service c'è una bellissima cappelliera che talvolta gira per la hall dell'hotel, non si sa cos'è, ma nasconde piatti dolci e salati, bicchieri di vino, pane, tovaglioli e posate. Cari internauti del gusto e navigatori del web, Moreno Cedroni vi aspetta per nuove coinvolgenti proposte culinarie.